Abbiamo cominciato a venire e lei diceva: "Guarda cartacee che ci sono per terra, ci son persone maleducate". E poi il giorno dopo mettiamo i guanti. E così abbiam cominciato a raccogliere queste carte. Mariella e la nonna di Beatrice trascorrono i pomeriggi insieme tra giochi e passeggiate e proprio durante una di queste passeggiate tra le strade e i parchi del loro comune, Ponzano, la piccola, 3 anni, si è accorta dei rifiuti abbandonati a terra. Armate di guanti, nonna e nipote hanno iniziato a raccogliere cartacce, bottiglie e lattine fino a quando un giorno la mamma della piccola fa loro un regalo. 2 pinze per raccogliere le immondizie. E così ogni sera Mariella e Beatrice percorrono il solito tragitto, ripulendo strade e parchi. Anche sotto la panchina lì ieri abbiam trovato, hanno mangiato e poi hanno lasciato lì. E lei: "Faccio io, nonna". Adesso le ha detto che ci sono delle carte per terra, Sì, gliele ha le ha indicate? viste dalla panchina. Andiamo a vedere. Viste. È Cosa sporco dici? qui, Beatrice. È parco. Dopo torni a raccoglierle? Sì, Beatrice, le persone sporcano? sì, Sono maleducate? sì. E quindi dove bisogna buttare le carte? Succettino. Beatrice ha poi una richiesta da rivolgere proprio al sindaco Baseggio. Deve fare la multa a chi butta le carte per terra? Sì, Sindaco, è una promessa. È una promessa, se li troviamo gli facciamo una multa di sicuro. E io mi complimento con te e con la nonna perché siete dei bravi esempi in questa società che non è poi così corretta. Bravissima, Grazie. complimenti. È stato il primo cittadino di Ponzano a rendere noto l'impegno di Beatrice e della nonna con un post su Facebook. Il fatto che poi Beatrice oltretutto si renda conto che chi sporca dovrebbe essere multato, che ci sono i cestini, che è più facile mettere la carta sul cestino che per terra e che lei passi questo tempo con la nonna a raccogliere le carte per fare del bene all'ambiente, insomma fa vedere che ci sono ancora delle famiglie che hanno dei valori sani che riescono a trasmettere. Speriamo che la società ne prenda atto.